Senatore Vallardi, poco a poco sta cambiando la concezione delle api, non è più qualcosa che fa paura, ma è qualcosa di estremamente prezioso. Importante, importantissimo direi, importantissimo per noi, per l'ambiente, e sappiamo ormai, confermato da parte di tutti, che senza le api la civiltà umana durerebbe al massimo 3 o 4 anni. Il motivo è molto semplice: sparirebbero i fiori, sparirebbero la frutta, sparirebbero l'80% di tutto il cibo che noi mangiamo. Quindi inevitabilmente, non è che ce ne accorgiamo subito, ma nel giro di 3 o 4 anni chiaramente senza cibo non ci sarebbe neanche più l'uomo. Quindi da questo la grande importanza dell'ape, un animale che assolutamente non è pericoloso per l'uomo, è utile per l'uomo e anche un ottimo indicatore della salute dell'ambiente, perché dove c'è l'ape l'ambiente è buono. Tant'è vero che purtroppo spesso e volentieri le api muoiono perché o ci sono gli antiparassitari o i diserbanti o altro, e quindi bisogna avere grande rispetto per questo insetto, che è veramente forse il più grande amico dell'uomo. Con Marina Montedoro, quanto importante è sostenere le produzioni di miele locale e portare avanti un progetto di sostentamento delle api come questo? Ma credo che sia importantissimo, perché le api sono simbolo di biodiversità. Oggi tra l'altro non solo è la giornata internazionale dell'ape, ma è anche la giornata nazionale della biodiversità agricola ed alimentare, per cui è indiscutibile che tanto le api quanto i prodotti che derivano dall'alveare siano proprio il simbolo tangibile di questa biodiversità che noi dobbiamo assolutamente preservare e tutelare in un'Italia che nei fatti può essere competitiva grazie proprio a un'agricoltura che è distintiva e diversa da quella degli altri paesi. Quanto è importante sostenere la produzione italiana di miele rispetto soprattutto alle massicce importazioni dall'estero? Ma guardi, le importazioni dall'estero e soprattutto dalla Cina di un miele che non è sicuramente controllato e catalogato come quello italiano è una follia. I nostri apicoltori soprattutto badano alla qualità, soprattutto badano all'ambiente, e questo è una cosa importante soprattutto anche per i nostri territori. I prodotti tipici che hanno fatto grande il nostro Veneto, e il miele italiano, in particolare quello che viene fatto da noi, dai nostri apicoltori, è sicuramente migliore di quello della Cina. Presidente, quanto è importante il coinvolgimento anche dei più piccoli in un progetto che a lungo termine ci permette la salvaguardia e la sopravvivenza? Certamente è importantissimo perché oltre all'educazione all'adulto, e che può essere più che altro verso il consumo di prodotti dell'alveare, a noi interessa soprattutto l'educazione dei bambini, perché immaginiamo che poi portino a casa sensazioni, informazioni sul rispetto di questo straordinario insetto, e comunque in generale un rispetto sull'ambiente, per l'ambiente. E immagino poi che appunto uno di questi bambini un domani sarà un adulto che non si permette di inquinare l'ambiente o di abbandonare plastica nei fiumi e nel bosco.